teatro, questa volta al Cinema Teatro Busan di Mogliano Veneto. Ci saranno 3 pezzi preziosi. Il primo lavoro è di Domenico Santonicola, si intitola Ma cosa mi sono messo in testa? Ed è un lavoro in forma di corti. E poi Viola di Marco D'Agostin, che ha vinto nel 2010, lo scorso giugno, il premio GDA Veneto, la giovane danza d'autore, sia il premio della giuria che il premio del pubblico. Chiudiamo in bellezza, mi viene da dire, con Your Girl di Alessandro Sciarroni, un lavoro del 2007 che continua ad essere programmato nelle più grandi piattaforme della danza in Europa. È stato a The Place a Londra, è stato a Oslo, è stato a Varsavia, a Burgos, a Dublino, e siamo molto felici che sia qui perché è un lavoro molto coraggioso e molto generoso, mi viene da dire. Questo lavoro che si intitola Ma cosa mi sono messo in testa è un lavoro che nasce a partire dei piccoli spezzoni, dei ritratti di vita, e l'ho suddiviso in corti. Il primo corto è Notte malandata, che racconta dei sentimenti sulla rabbia, un po' quando si entra in un circolo vizioso della natura di un dolore che a volte arriva e poi non trova più la via d'uscita. Nel secondo corto parlo della nota dell'acrobazia di una piuma, trattando la leggerezza anche attraversando la paura e in che modo tirar fuori il coraggio. Cioè, quindi attraverso questa piuma e il suo conduttore, il suo condottiero affrontano questo viaggio lungo una strada per arrivare a delle destinazioni improbabili, perché ogni volta si rivela una continua partenza, fino a spiccare un volo di un uccello alla fine di questo lavoro. Vorrei partire da una cosa che mi ha detto una spettatrice stasera, che aveva già visto il lavoro in un'altra occasione e che l'ha trovato questa sera più danzato. Questo commento mi fa riflettere perché cosa significhi che un pezzo sia più o meno danzato è una domanda che io mi pongo spesso, e a questa spettatrice ho risposto che è una strada che ho volutamente percorso con questo lavoro che si chiama Viola, in cui il tentativo principale era quello di dar forma a quella che per me era una danza, ma dando al pubblico degli appigli che potessero restituire un senso. E dentro questo aggettivo che la spettatrice mi ha regalato, che è danzato, c'è anche l'idea di dinamica, che è il secondo aspetto sul quale vorrei soffermarmi, ovvero come si possa comporre una partitura di gesti che riescono, come ho detto prima, a restituire un senso allo spettatore, all'interno però di una dinamica, e dunque che vivano di un percorso che abbia un respiro molto ampio e che sia godibile nella sua interezza. E questo per me è quello che Viola dovrebbe essere. Your Girl è uno spettacolo che abbiamo prodotto 4 anni fa e che ancora fortunatamente sta girando, che vede protagonista Chiara. È uno spettacolo sul desiderio, è uno spettacolo sull'uguaglianza di un desiderio, qualcosa che è dentro ognuno di noi e che cerchiamo di dimostrare.
Oltre a me c'è un altro performer, Matteo Ramponi, e che questo lavoro è nato in un momento in cui noi tre iniziavamo a lavorare insieme e che rispecchia profondamente la situazione in cui ci trovavamo a livello anche di rapporto tra di noi, di rapporto col nostro lavoro, di profonda fragilità e di insicurezza in cui eravamo. Le mani calde, non mi abbracci e mi ripeti che son grande, mi ricordi che rivivo in tante cose. Na 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 na, casa e libri. Nel spettacolo c'è un bellissimo brano di Tiziano Ferro, va detto, perché è una canzone che ci ha conquistato e anche se poteva essere molto banale ci siamo voluti assumere il rischio di metterla in scena, perché crediamo fermamente che Tiziano Ferro abbia qualcosa da dire al di là delle apparenze.